Magna, cucina all'italiana con Sammy Varin. Cosa c'è di buono? Cosa c'è di buono? Tutte cose buone in È tutto magna magna. Un saluto da Sammy Varin, sia agli amici che ci seguono il mercoledì dopo mezzogiorno, sia a quelli della domenica alle 12:30. È tutto magna magna, sono gli appuntamenti da non scordare in giro per l'Italia, feste, sagre, appuntamenti deliziosi per mangiare, ma anche semplicemente per vivere il nostro paese, il nostro territorio, per amare e difendere il nostro territorio, visitandolo, prima di tutto, conoscendolo, andando a frequentare quelle feste, quelle sagre, non quelle che arrivano migliaia di persone da tutta Italia, ma quelle territoriali, quelle ancora genuine e quelle dove si ascoltano le lingue, i dialetti di quel territorio, quelle dove molto spesso ci si conosce tutti quanti. Beh, certo, se fate qualche centinaio di chilometri e arrivate in un posto sconosciuto è stupendo perché pian piano lo conoscerete. Quindi è anche una bella idea farsi un weekend fuori porta e dire dai, vado a questa sagra, mi prendo un weekend e visito anche il territorio che c'è in giro. Il primo appuntamento da non scordare però, perdonatemi per quelli che mi seguono in diretta, è quello di questo sabato. E dai, un giro in Piazza Duomo con la Lega? Io ce lo faccio. Questo sabato 18 aprile alle ore 15 vedi il faccione di Sammy Varinone, occhiali verdi e tiro fuori dalla camicia il mio Tau. Certo, in piazza per dire Europa cristiana, mai musulmana. Questo sabato 18 aprile alle 15, Piazza Duomo Milano, la grande manifestazione della Lega. E con la Lega porteremo sul palco gli argomenti importanti per tutti voi, quelli che mi state segnalando in questi giorni con WhatsApp al 340 6709 659 e che mi segnalerete anche nella speciale diretta che faremo su queste frequenze questo sabato a partire dalle ore 14. Avremo modo di sentire ciò che viene raccontato dal palco in Piazza Duomo, ma anche di ascoltare le vostre voci, di voi che interverrete alla bellissima manifestazione in corteo, ma anche di voi che per le situazioni più strane, che dolore qua, io non posso muovermi, io ci ho avuto una cresima, eccetera, non avete potuto partecipare. Beh, c'è la diretta nazionale su Radio Libertà a partire dalle ore 14 e sentirò le vostre telefonate in diretta. Per tutti gli altri, per chi sabato avrà altro da fare o semplicemente mi ascolta la domenica, ragazzi, c'ho degli eventi da segnalarvi molto molto interessanti che riguardano il prossimo weekend, ma in generale il futuro prossimissimo per chi ha voglia di alzare il culo dal divano e farsi un weekend in giro per l'Italia. Qualche esempio? Vi porto all'Oasi Lipu dei Canapali di Magliano Alfieri. Siamo in provincia di Cuneo. Il Darwin Day Langhe Roero, api e tartufi, sentinelle dell'ambiente. In poche parole, una celebrazione che si tiene in tutto il mondo, il Darwin Day, in onore del grande naturalista inglese che ha formulato la teoria dell'evoluzione della specie, ma un evento che quest'anno cade proprio il 19 aprile, l'anniversario della scomparsa di Darwin. Saremo immersi nella natura dell'Oasi Lipu dei Canapali, un'area protetta completamente recintata a pochi metri dal fiume Tanaro, nato dall'intelligente rigenerazione ambientale di una cava di ghiaia esaurita. Le attività previste? Una passeggiata in compagnia del giovane naturalista Luca Boropier, per chi vuole raggiungere l'Oasi a piedi sono 3 chilometri, ma è possibile anche raggiungere in autonomia l'Oasi in auto o in bici. Poi Luca Borio, socio degli amici del Museo Federico Eusebio di Alba, terrà nell'emiciclo nel verde un approfondimento sulla straordinaria biologia del tartufo, il suo valore come bioindicatore e il rapporto con la flora dell'Oasi e naturalmente di ciò che viene
intorno. Approfondimento con l'apicoltore Luca Bosco sull'apiario scientifico di Aspromiele Cuneo, presente all'interno dell'Oasi, e sui risultati delle ricerche che riguardano gli inquinanti e lo stato ecologico dell'Oasi e del territorio circostante. Un'occhiata al futuro prato delle api, nato dal contenimento del famigerato falso indaco, e una porzione dell'Oasi, ricordiamo, è stata liberata dall'invadente arbusto e sistemata a prato con specie mellifere adatte a questa oasi. Naturalmente dai capanni è possibile osservare con il bird watching. Che dirvi? Se non questo 19 aprile, se siete in zona, domenica 19 aprile, l'appuntamento è all'Oasi Lipu dei Canapali di Magliano Alfieri, in provincia di Cuneo. Fiera del disco a Varese? È ormai rinnovato. L'amore per il vinile è ritornato di moda e come fai a non andarci a queste cose? Sinceramente, questo weekend, dopo la manifestazione della Lega, un pensierino io ce lo faccio. Un classico dei classici nella rinnovata e fervente nuova location del campus De Filippi, la Fiera del disco di Varese da oltre 20 anni, un riferimento per appassionati e collezionisti di tutta Italia. Una 2 giorni di vinyl market, esposizione con 30 stand per ogni genere e formato, anche libri e DVD, angolo hi-fi, high-end, presentazioni, punti di ascolto per tutte le età e i palati, ingresso libero. Signori, fieradeldisco.com, la 48esima edizione questo weekend in quel di Varese. Grande mercatino dell'usato questo weekend, questa volta siamo a Codevilla in provincia di Pavia. Preparatevi, sta arrivando un weekend che sembra una caccia al tesoro senza fine, perché ci saranno oltre 200 bancarelle tra interno ed esterno, oggetti unici, vintage, modernariato, collezionismo e occasioni da urlo, dalle piccole chicche introvabili fino agli affari che ti fanno dire lo prendo subito. Ingresso gratuito 18-19 aprile, grande mercatino dell'usato a Codevilla in provincia di Pavia. Dal 1 al 3 maggio il castello di Masino, Caravino, Torino accoglie la 3 giorni per il giardino. Tra le più amate mostre mercato di florovivaismo. Il tema di questa edizione è radici e invita a ripensare il nostro rapporto con l'ambiente e con le comunità in cui viviamo. Vieni a trovarci per scoprire le proposte degli espositori e partecipare a tanti appuntamenti, incontri, presentazioni, workshop, laboratori per bambini. 3 giorni per il giardino, proposto da FAI al castello di Masino in quel di Caravino, provincia di Torino, Piemonte. Festa della Barbera di Cortile in Cortile, Castagnole delle Lanze, provincia di Asti, la festa dell'imbottigliamento 2026. Ma perché mi fate vedere queste cose? La 3 giorni di festa dedicati alla tradizione, al vino, rirara, all'amicizia, organizzata dalla Bottega del Vino. 1, 2, 3 maggio, festa dell'imbottigliamento a Castagnole delle Lanze in provincia di Asti. Altra mostra mercato del disco, non si mangia per fortuna, ingresso gratuito questo sabato 18 aprile, siamo a Novara, migliaia di dischi e CD, articoli musicali, food and drink, grandi ospiti, ingresso gratuito presso il Circolo della Bicocca, via Sforzesca 99, Novara. Non solo vinile, questa volta siamo a Iseo, in provincia di Brescia, la terza domenica del mese, in Viale Repubblica e Largo Dante. Potete trovare esposti oggetti di antiquariato, d'epoca, modernariato, usati come ad esempio arredi, mobili, opere di pittura, scultura e grafica, articoli di collezionismo, oggetti di antichità o di interesse storico, archeologico, porcellane, cristallerie, numismatica. Insomma, se amate il genere, l'appuntamento è per questa domenica 19 aprile, Viale
Viale Repubblica Iseo, in provincia di Brescia. Senza andare lontani, se volete la Sicilia, ma state a Saronno, 17, 18, 19 aprile, Saronno, provincia di Varese, a 2 passi da Milano, ingresso libero in Piazza Libertà per la festa siciliana, tradizioni, profumi e sapori della Sicilia. Siamo a Camalò di Povegliano, in provincia di Treviso. La Proloco di Camalò vi invita. Vini Triveneti, signori, da una parte Vinitali, appuntamento gigantesco certamente, ma dal 30 aprile al 17 maggio qualcosa di un po' più piccolo, anche se di una grande importanza, la 50ª mostra dei vini Triveneti, organizzata a Camalò di Povegliano, in provincia di Treviso. Si parte giovedì 30 aprile con l'inaugurazione e poi una serata condotta e allietata con musica. Venerdì 1 maggio l'apertura della mostra, degustazione vini e cucina, con la specialità gastronomica della serata su prenotazione, una costata, ma poi se andate su internet cercate Camalò di Povegliano, provincia di Treviso. Questo appuntamento è ben specificato come 50ª mostra dei vini triveneti. Insubria Festival, il cuore storico dell'Insubria Festival prende vita. Durante la 3 giorni potrete assistere a rievocazioni, dimostrazioni, laboratori e momenti rituali che raccontano il mondo celtico e le sue tradizioni. Tra accampamenti, guerrieri, divinazioni, arti antiche e battaglie dimostrative, i gruppi storici faranno rivivere usi, gesti, saperi di un tempo. Campi storici, Parco Ghiotti, Marcallo con Casone. Signori, siamo a 2 passi da Varese, da Milano. 24, 25, 26 aprile. Segnate in calendario, ma soprattutto cercate facilmente Insubria Festival su tutti i social. Streghe e streghette si danno invece appuntamento dal 22 al 24 maggio presso il Parco Lincoln di Vittuone, siamo in provincia di Milano, un evento magico che offre un programma ricco e variegato, conferenze tematiche tenute dalle nostre esperte streghe, artisti di strada che incanteranno il pubblico, corsi e workshop per esplorare il mondo esoterico e musica dal vivo per creare un'atmosfera festosa. Si chiama Incantum questo evento e i visitatori potranno gustare deliziosi cibi e visitare oltre 50 stand esoterici, ognuno con le proprie proposte uniche. Tra le novità di quest'anno anche una divertente caccia al tesoro delle streghe, pensata per coinvolgere sia adulti che bambini, rendendo l'esperienza ancora più immersiva e festosa. Venite a esplorare questo parco magico e lasciatevi trasportare dalla magia di Incantum, Notte delle Streghe, a Vittuone, Parco Lincoln, provincia di Milano, dal 22 al 24 maggio. Torniamo normali, la mostra ambulante in Via Grande a Livorno, targata 19 aprile. Una mostra che si trasforma in un grande mercato all'aperto, organizzato dall'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti e Confesercenti Provinciale di Livorno. Per l'intera giornata il cuore della città ospiterà circa 90 banchi tra food e no food, offrendo ai visitatori un'ampia varietà di prodotti, specialità gastronomiche, street food, prodotti tipici, abbigliamento, accessori, articoli per la casa e curiosità artigianali. Ci sta. Assolutamente. Fiera agricola della pianura bergamasca a Treviglio Bergamo dal 30 aprile al 3 maggio, 4 giorni dedicati ad agricoltura, innovazione, chilometro zero, tradizioni del territorio, esposizioni, eventi, degustazioni, iniziative per professionisti, famiglie, appassionati del mondo rurale. 43esima Fiera agricola della pianura bergamasca dal 30 aprile al 3 maggio, Treviglio Fiera, segnate in calendario. Dove siamo? Siamo a Roma, il mercatino dell'usato della Montagnola, signori. Ogni giorno arrivano nuovi pezzi, arredamento, oggetti di design, abbigliamento, vintage, collezionismo,
tante occasioni che spariscono velocemente, migliaia di articoli da scoprire, pezzi unici che cambiano ogni giorno, occasioni smart per casa e lifestyle. Mercatino Montagnola, piazzale Roberto Ardigò 41 e via Benedetto Croce 15, Roma. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19:30. Questo è carino, eh? A Valle Bona, Riviera dei Fiori, provincia di Imperia, 18 e 19 aprile, l'Ape Club d'Italia organizza questa cosa bellissima, l'Euro Ape, cioè tutti in giro con la famosa Ape Car. Le iscrizioni sono aperte, ci vediamo nel comune di Vallebona, non vediamo l'ora di partire. Chiaro che se avete un'ape la cosa è bellissima, ma anche se non ce l'avete andate a vedere che cosa succede. 18-19 aprile, Vallebona, Riviera dei Fiori, Imperia. Sito internet apeclubditalia.it. Un fiume di mattoncini inonderà Sesto Calende il 18 e 19 aprile a Lisanza Sporting. Qui siamo a due passi da Varese, ma anche da Novara. Gli appassionati e non avranno finalmente l'occasione di immergersi nel fantastico mondo tutto colorato degli iconici mattoncini Lego. Il 17 e 18 aprile Lisanza Sporting ospita un evento che promette di entusiasmare grandi e piccini con un'esposizione straordinaria dei 7 più amati ed esclusive opere originali frutto della fantasia di appassionati. Inoltre sarà presente una mostra fotografica originale con i mattoncini Lego e le minifigure protagonisti degli scatti. Il pubblico avrà a disposizione un'area per imparare divertendosi a scattare qualche simpatica foto con le opere create da voi. Sarà possibile inoltre per tutti liberare la propria fantasia giocando liberamente con un fiume di mattoncini Lego e costruire insieme nuove fantastiche creazioni. 18-19 aprile, Lisanza Sporting. L'appuntamento è a Sesto Calende. Sto per andarmene, ma non posso mancare al Forte di Vinadio in provincia di Cuneo, che ospita il 13 e 14 giugno la sesta edizione di un evento che si rinnova, Forte in Fiore. A chi è rivolto? Vivaisti e produttori agricoli, artigiani e hobbisti creativi, esperti di benessere e outdoor, associazioni. Le selezioni sono aperte, hai tempo fino al 4 maggio per candidarti se sei un espositore al Forte in Fiore, Forte di Vinadio, 13 e 14 giugno. Siamo in provincia di Cuneo. E signori, da Sammy Varin è veramente tutto. Mangiare, bere e non soltanto in È tutto magna magna. Buon appetito Francesco e tranquilli, è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30.